Sesta corsa, confronto per cavalli di 3 anni sul miglio, 1 Delia del Sile, 2 Deddi Buio, 3 Damiso SL, 4 Dedemar, 5 D'Antoine, 6 Dose Spritz, seconda linea 7 Durango, 8 Dylan Grad, 9 Detto Fatto DL, 10 Deisdemeno Laxmi, i favori per Damiso SL, numero 3 Antonio Greppi. Macchina che accelera, in partenza c'è lotta per il comando con Damiso che viene attaccato al largo da Dedemar, più all'esterno c'è D'Antoine, ma sbaglia Damiso. Numero 3 Damiso L'errore di Damiso SL sulla piegata e Dedemar in vantaggio su D'Antoine, che può accodarsi in seconda posizione. Numero 1 Delia del Sile Tanto anche Delia del Sile ha sbagliato e così se ne vanno dopo i primi 200 in 14,17, i primi 400 metri di gara coperti in 29,8 con Dedemar che continua a guidare, uno degli, anzi è l'estremo outsider insieme a Durango, guida comunque a buon ritmo nei confronti di D'Antoine, mentre in terza posizione dovrebbe essere Deddi Buio. Poi il resto dei concorrenti a seguire. Intanto c'è stato un rallentamento sulla piegata e ora all'esterno muove D'Antoine, o perlomeno sembra intenzionato a farlo, poi torna sotto. Numero 7 Durango per Doge Spritz. Squalificato. Siamo ora al completamento degli 800 e siamo sulla penultima piegata, sempre Dedemar a fare l'andatura, all'esterno si impegna D'Antoine quando il chilometro se ne va in 1,17,6, ma Dedemar replica bene al tentativo di D'Antoine, poi due seguiti da Deddi Buio e Doge Spritz, 500 alla conclusione con D'Antoine che attacca, a centropista scatta anche Deddi Buio. E siamo sulla curva conclusiva con la terza ruota di Deddi Buio che si avvantaggia sulla coppia di testa con Dedemar che rientra ancora ad Antoine, gli altri più indietro cappeggiati da Doge Spritz, completamento della curva finale, ingresso in retta con Deddi Buio che è passato in vantaggio. Deddi Buio nel finale si allunga per staccare in avanti e concludere netto vincitore, mentre per il secondo posto è il numero 6 Doge Spritz che ha ragione di Dedemar. 1,17 e 1, anzi 1,16,6 è ora il ragguaglio al chilometro, 38 a chiudere per la vittoria di Deddi Buio a sorpresa e il raddoppio di Nando Pisacane che vince a grossa quota, 26 contro 1 quota fissa per Giuseppe Tranchina, che neanche il proprietario, oltre che l'allenatore, la vittoria però firmata da Nando Pisacane che raddoppia in giornata.